Cioè scaricare sta uscita. Sui commenti, perché se incominciate a usare Angular o iBook Sì, c'è tanto. incominciano ad andare un po', incominciano a verificarsi gli errori di TypeScript, non si sì, ma ancora d'accordo, quindi disabiliti il fatto che la sempre TypeScript. Cioè il team di Angular passava TypeScript 10 giorni fa, prima ancora tutto JavaScript. Era TypeScript. Sì, adesso poi dopo tipo alla fine vediamo anche un po' di abracadabra. Finite le domande qua? Tutto chiaro? Quello che è tutto qui dentro è questo preciso service che ho. Poi prendiamo dentro una preciso service e facciamo diventare TypeScript anche a questo. Allora, qui c'è un vantaggio clamoroso, mentre sul controller tipizzarlo con l'interfaccia non ci serve praticamente a niente, sui data service sapere cosa espone il mio data service o il mio service generico c'è un bel vantaggio. Non ti serve, perché ci vai tanti ereditati, io sì. Cosa? Sull'applicazione mia ho fatto anche funzioni e controller ereditati tra loro. Benvenuto nel fantastico mondo di Angular 2. Siccome già l'ho fatto, non vedo l'ora di passarci. TypeScript fa poco da sui controller, carità. Beh, TypeScript fa più o meno su ogni riga di codice JavaScript. È un conto di sì, di JavaScript plain, però allora, questo è già diventato TypeScript. Se finiamo il nostro modulo, poi qui vabbè la nomenclatura è abbastanza fatta per c'è una riga rossa perché non abbiamo Angular